saluto da parte delle Giuppe Rosse. Buonasera, abbiamo con noi Angelo Nicolini, la sua mostra Prospettive Urbane, Polis 2013. E questa è un tipo di pittura che, se vogliamo trovare un riferimento, anche se è un surreale un po' fuori, credo, dai canoni classici, però sicuramente è assimilabile e vicino al surreale. Poi è una pittura con una grande forza compositiva e una grande armonia di colori, e questa è un'altra cosa che a me è vicina, cosa che a me piace particolarmente. Così come, ed è un'altra notazione secondo me importante, il fatto che sia una mostra monotematica, cioè non ultimo ma non ultimo lo stile. Lo stile di Bregoli è assolutamente riconoscibile, e a mio parere per un artista lo stile bella, e veramente le giubbonesse ti ringraziano di aver accettato il nostro invito. E poi ci sono tanti colleghi stasera, quindi vorrei far intervenire anche loro dopo che la nostra Roberta Fiorini avrà fatto il suo intervento. Buonasera a tutti. Io comincerei un po' più da lontano, perché ho la fortuna di seguire Angelo da molto tempo, e ci tengo a dire, visto che dalla mostra di oggi che presenta i suoi ultimi lavori si potrebbe anche non includerlo, che come consueto per l'artista vero, anche Pergolini nasce da quella che è una figurazione tradizionale, quindi della pittura olio ad acquerello all'incisione, frequentando varie tecniche, ma diciamo bidimensionali inizialmente, e legate al ritratto sia umano che a quello della natura. Ma l'artista nasce quando, come è stato detto adesso, la sua cifra surreale viene precisandosi. Io ricordo ancora i suoi primi lavori con figurazioni appunto impaginate in modo fantastico, ancora oniriche in un certo senso, e man mano nell'attraversare vari cicli tematici sempre figurativi, con colori sempre molto decisi, molto smaglianti, con una sorta di teatralità anche nell'impostazione sia narrativa che compositiva dell'opera. Ma gradualmente il nostro oggi dare tutti i suoi cicli, ci sono qui cataloghi che ne fanno fede, sia tematici che espressivi. L'artista viene a provocare una sorta di graduale spoliazione dell'immagine, quindi andando sempre più a ridurre quella che era all'inizio una sorta di ridondanza espressiva, anche di elementi compositivi, per raggiungere una sempre maggior essenzialità sia nelle forme, ma anche nella cromatica. In questo stesso periodo inizia anche a sperimentare le forme plastiche, quindi la scultura, il tutto tondo, che spesso dà, diciamo, tridimensionalità a figure o forme che già si trovano nella sua pittura, quasi uscissero dal quadro per diventare autonome. E nella scultura, che purtroppo in questo spazio non era idoneo portare, Angelo comunque intesse materiali diversi, per cui materie ovviamente plastiche, perciò plasmabili, il cemento, ma anche metalli, quindi il ferro, e poi il colore sempre presente. In questo suo percorso direi che da un lato appunto la sperimentazione della materia addirittura in modo plastico, dall'altro questa semplificazione degli elementi compositivi e cromatici vede la nascita delle sue prime polis. Le prime polis, qui non ci sono chiaramente, se non forse due un po' più datate, ma le trovate appunto sul catalogo, corrispondono maggiormente a quanto diceva il collega poc'anzi. Sono città assolutamente deserte, sono città non solo cieche di finestre e porte, ma sono città proprio nude, e addirittura l'artista qui quasi toglie il colore. Le opere che vediamo qui oggi, che sono praticamente le ultime, se non un paio di citazioni che sono di tramite, di passaggio, a mio avviso danno un ulteriore scatto espressivo, è un nuovo percorso che l'artista ci sta proponendo.
lo deduco dall'ulteriore valenza materica che l'artista attribuisce al tessuto pittorico, che risente certamente della sua esperienza scultorea, opere che in alcuni casi addirittura diventano base dei bassi rilievi. Oltre a questo c'è il ritorno del colore, non sono più così diafane, non sono più assolutamente bianche, ma qui torna il colore, e se non è quello squillante dei primi tempi, certamente però trova arricchimenti di luce addirittura in elementi vernici dorate, opalescenti, argente. L'artista ci fa percepire come fosse quasi spaziale, appunto, ma che ritengo si possa interpretare simbolicamente come un moto che indica una trasformazione in atto, qualcosa che noi stiamo guardando e che è in divenire, per cui ora abbiamo queste prospettive attrattatissime, aeree, ora abbiamo questo senso di vortice delle forme, in altri casi addirittura è come se vedessimo paesi che si ribaltano ma che poi si uniscono, ma l'artista è sempre comunque avanti a noi spettatori, se no non sarebbe tale, e quindi credo che si aprano alla possibilità di vedere non solo il suo prossimo percorso d'artista, ma anche come proposta, come invito a cogliere la possibilità di nuove forme di comunicazione, perché la comunicazione è sempre stata un motivo importante nelle opere di Viviani, sotto qualunque forma si mascherasse. Vorrei concludere dicendo una cosa che io ritengo sia, e cioè la capacità di essere al tempo stesso coerenti, fedeli a se stessi, ma anche la capacità di rinnovarsi, e quindi di non dare le proprie tappe, anche le più soddisfacenti, quest'oggi lo stanno sommergendo di complimenti, ma sono certa, conoscendo Angelo, che non la prenderà come una tappa d'arrivo, è di nuovo un percorso. Angelo, per chi, come molti dei presenti, ha la fortuna di conoscerlo non solo come artista ma anche come persona e quindi come amico, è indubbiamente un indomito spirito volto alla ricerca, alla continua sperimentazione, ed è questo che lo rende anche un po' in chiave rinascimentale l'artista completo, quello che ha il desiderio di misurarsi con tutte le tecniche, con tutti i materiali che gli possono suscitare interesse, indubbiamente, non lo fa per dimostrare la propria competenza, è un suo desiderio di continua crescita, di continua evoluzione. Sono caratteri che da sempre fanno parte del suo lavoro. Vedo un sacco di amici, qualche persona che non conosco, però mi fa piacere che ci siano, i complimenti fanno piacere senz'altro, ma insomma io ho bene i piedi ben piantati in terra, per cui ben piantati in terra, e quindi mi serviranno soltanto come stimolo per continuare quello che sto facendo, sperando sempre di fare cose diverse e che possano ancora in futuro piacere. Quindi ancora di nuovo grazie a tutti.